Vincitore? 24 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. I'm American made, but like Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South, sometimes I have. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2011. Siamo ritornati a Suzuka, al Gran Premio del Giappone, pronti per sfrecciare per 11 giri davanti al traguardo con la nostra monoposto targata Ferrari. Come potete vedere all'interno del nostro schermo ci ritroviamo all'interno del 18° posto, quindi all'interno delle ultime file, e adesso vi spiegherò perché nel momento in cui andremo a scalare la classifica in gara. Innanzitutto vediamo un po' di effettuare qualche strategia pneumatica. Entriamo all'interno della sezione. Allora, inizieremo con dei pneumatici morbidi per poi cambiare al quinto giro i pneumatici duri. Quindi abbiamo 11 giri, quindi io direi che sono in grado di reggere fino al quinto giro. Allora, per quanto riguarda la nostra strategia di gara, per quanto riguarda l'assetto, l'abbiamo già caricato, il nostro assetto per asciutto, perché come potete ben vedere fuori il tempo è più che ragionevole. Abbiamo un assetto aerodinamico abbastanza elevato, seguito da una frenata molto potente che si basa sul posteriore in modo tale da avere un impatto maggiore sul servosterzo, sovrasterzo, scusate. Per quanto riguarda il bilanciamento è posizionato in modo tale da avere un ottimo controllo sulla barra antirollio posteriore, in modo tale da avere trazione, aderenza a scapito della reattività della vettura. E in seguito potete ben notare che per quanto riguarda i rapporti del cambio sono un po' scombinati, però per ottenere ottime prestazioni in rettilineo, ma soprattutto ottime prestazioni in accelerazione. Allora ragazzi, iniziamo questa fantastica gara dalla 18ª posizione. Ci è voluto un po' per stabilire questo video, praticamente per creare questo video, perché all'interno delle prove libere, all'interno delle qualifiche ho capitato un tifone, un ciclone all'interno del Giappone, quindi pioggia direttamente sul circuito, e non sono riuscito a stabilire un assetto importante per la gara che era in asciutto, e in seguito non sono riuscito a stabilire una vera e propria posizione per la qualifica. Comunque, bando alle ciance, parleremo dei risultati precedenti nel momento in cui ingraneremo di marcia. Pronti a partire ragazzi all'interno della 18ª posizione accanto a Barrichello. Vediamo un po'. Pronti per il Gran Premio di Suzuka, 4 semafori accesi ed ecco che inizia il Gran Premio di Suzuka. Le vetture lasciano le loro postazioni. Maldonado, Sutil, Alguersuari, Buemi. Vediamo un po', la Ferrari inizia a scalzare, riesce a recuperare 5 posizioni ed ecco la prima curva tornante sulla destra. Vediamo un po' ed ecco Paul di Resta davanti a noi, Perez, ecco qua le Sauber che riescono a superare la Ferrari, ma ecco che imbottigliati riusciamo a superare questa vettura targata Mexico. Nicky Heidfeld alla nostra destra, Petrov, Rosberg, davanti a lui ancora Nicky Heidfeld. Vediamo quello che riusciamo a fare, forse riusciamo a prendere queste posizioni. Mamma mia, abbiamo impostato la modalità carburante 1 in modo tale da recuperare molta accelerazione, soprattutto ma molta velocità massima. Eccoci che siamo riusciti a recuperare circa 10 posizioni davanti, anzi dietro alla Lotus di Petrov. Mamma mia, attenzione, curva molto larga, cerchiamo di essere reattivi soprattutto all'interno di questi primi giri. Avanti, forza Alonso che sei grande, eccoci nuovamente dietro Rosberg, avanti che riusciamo a superare questo russo in frenata all'interno. Non abbiamo fatto niente di che, il motore è molto surriscaldato ed eccoci che abbiamo recuperato notevoli posizioni. Ci ritroviamo direttamente dietro a Nico Rosberg e la classifica si è evoluta parzialmente. Rosberg, Hamilton e davanti a noi il nostro compagno di squadra Felipe Massa. Continuiamo ad ingranare marcia, la modalità carburante 1 la disattiveremo all'interno del secondo giro. Cerchiamo di fare del nostro meglio però con queste gomme appena fresche di fabbrica. Rosberg va come un treno ragazzi, sarà circa 330 km/h, ma dobbiamo prenderlo immediatamente a questa ultima chicane. Andiamo, cerchiamo di recuperare maggior tempo su di lui. Eccoci la chicane ragazzi, ecco molto vicini i piloti l'un l'altro. Hamilton, eccoci qua in uscita, l'accelerazione e la trazione della Ferrari, mamma mia, dietro a Lewis Hamilton, ed ecco che alla fine del primo giro ci ritroviamo alla sesta posizione avendo recuperato numerose posizioni. Vediamo un po', 334 km/h la nostra velocità massima, giriamo benissimo. Oh, attenzione, mettiamo un po' di kerso soprattutto per recuperare sulla Mercedes di Hamilton, anzi sulla McLaren, scusate ragazzi, ma questi momenti iniziali sono cruciali per rendere la nostra autovettura ottimale soprattutto nel tutto il resto della gara. Ecco, continua Lewis Hamilton in prima posizione, in quinta posizione. Le due Ferrari continuano ad accingersi l'una dietro l'altra, 1.35 il nostro tempo migliore. Mamma mia, attenzione! Ho perso un po'
ho perso un po' di aderenza ragazzi, però siamo riusciti a tenere il passo. Continuiamo 333 il nostro tempo migliore, il tempo migliore della gara, stiamo recuperando molto su tutti. Andiamo ed ecco che in uscita Lewis Hamilton non riesce a recuperare, cerca un po' l'attacco sull'esterno, mamma mia, continua Fernando Alonso che gli sta di dietro attaccato come un mastino inferocito, cerca di colpire il suo alettone posteriore, in quanto pare ci sta riuscendo. Cerchiamo di tenere sempre tregua, attenzione, cercando di ottenere un po' di vantaggio sullo sporco, ma continua Alonso a trattenere Lewis Hamilton all'interno della quinta posizione. Motore molto surriscaldato, ci serve un bel raffreddamento al liquido, magari Corsair ragazzi, per raffreddarlo. La McLaren è davvero molto potente soprattutto in questi rettilinei, ma stiamo migliorando di molto il nostro tempo. Avanti che siamo abbastanza potenti, diamo un'occhiata al carburante, è in quantità ottimale, lo chiuderemo i boccaporti della nostra benzina ultra all'interno dell'ultimo giro che ci aspetta. Ed ecco che Alonso all'esterno cerca di superare Lewis Hamilton, alettone contro alettone. Mamma mia ragazzi, mettiamo la miscela normale visto che siamo riusciti a completare il nostro obiettivo. Quinta posizione dietro a Felipe Massa, nostro compagno di scuderia. Attenzione, cerchiamo di riprenderlo. Mamma mia ragazzi, che spavento, guardate un po' quello che siamo riusciti a fare. Cerchiamo di recuperare il nostro compagno di squadra, anche se non ce n'è bisogno, però noi puntiamo al massimo. Soprattutto cerchiamo di recuperare il carburante che ne abbiamo sprecato parecchio. Adesso parleremo di tutti gli avvenimenti che sono avvenuti in Formula 1 all'interno degli scorsi Gran Premi. Vediamo quanto siamo dal nostro compagno di scuderia, ovvero Felipe Massa, Forza Italia. Ragazzi, riesco a notare la sua bandierina, stiamo rallentando abbastanza. Avanti, stiamogli dietro, speriamo che queste gomme morbide tengano, non come hanno fatto all'interno della gara precedente. Mi sto riferendo all'interno della gara di Silverstone ragazzi, è avvenuta ieri stessa la gara. Andiamo ed ecco che in uscita vediamo con il nostro Kers se riusciamo a riprendere Felipe Massa, che è abbastanza lontano da noi, sarà a circa 300 centesimi di secondo, ma la nostra Ferrari non si accinge a fermarsi. Guardate un po', va come un treno. Vediamo se riusciamo a prenderlo, ma a quanto pare sì, perché vedete che siamo molto più veloci di lui, siamo molto vicini. All'interno del prossimo rettilineo potremo usare il nostro DRS, però il rettilineo ce la stiamo cavando abbastanza bene, quindi le due Ferrari ragazzi, Lewis Hamilton dietro di noi, siamo continuamente in zona punti. Ecco l'altra chicane da affrontare ed ecco che all'esterno, mamma mia, Alonso riesce a superare il suo compagno di scuderia, mamma mia. Entriamo nuovamente all'interno di queste due piccole chicane, pronti a recuperare Jenson Button con la sua McLaren, non gli lasceremo il titolo. Benissimo, probabilmente non potremo usare il DRS. Webber sta effettuando una sosta, è rientrato ai box. Webber è rientrato ai box, mamma mia, una strategia davvero molto ma molto efficace per la Red Bull. Entriamo all'interno di questa prima curva che anche in qualifica era molto ma molto spregiudicata. Benissimo, quarto giro, carburante abbastanza ottimo. Allora ragazzi, visto che adesso stiamo un po', come possiamo dire, tranquilli con la nostra posizione, all'interno dello scorso Gran Premio, non so se l'avete visto, domenica in diretta, mamma mia della grandissima prestazione che ha fatto Hamilton, scusate, Alonso, praticamente simile alla nostra che abbiamo effettuato oggi, però alla fine non so se avete visto all'interno del 48esimo giro è stato fermato direttamente da una strategia gomme sbagliata, perché le gomme morbide, nonostante erano in gran forma, non hanno retto 14 giri, perché le gomme morbide, se non lo sapete, sono create in modo tale da reggere pochi giri, in modo tale da raggiungere velocità elevate per effettuare qualche sorpasso, in modo tale da ottenere qualche posizione, qualche punteggio in più. Però le gomme sono state sfruttate al massimo basandosi su una relazione avvenuta all'interno della monoposto di Vettel, scusate. E così allora si è cercato di provare anche questa strategia con Alonso, che come avete ben potuto vedere le gomme non hanno retto, e quindi Mark Webber è riuscito a recuperare 4 secondi netti su Alonso stesso e l'ha superato all'interno del 50esimo giro, quindi a 2 giri dalla fine, e in seguito Vettel lo stava per raggiungere, a meno che la gara continuasse di circa 5-6 giri, Alonso si sarebbe ritrovato all'interno della terza posizione, però ancora è in cima alla classifica costruttori e possiamo ritenerci soddisfatti. Per il pit stop, rientra questo giro. Bene, quindi cerchiamo di ottenere una prestazione magnifica soprattutto con la strategia di gara. Maledizione questo Felipe Non Massa. danneggiare la vettura del tuo compagno di scuderia. Ed ecco Felipe Massa ragazzi che tenta di superare il suo compagno di squadra, ovvero Alonso, tramutato in Edward Van Helgen all'esterno. Una gara davvero molto interattiva, mamma mia, cerca di superarlo all'esterno questo stronzone, soprattutto perché abbiamo perso un po' di aderenza all'interno di queste ultime curve. Eccolo qui che ce l'abbiamo nettamente dietro, cerchiamo di mantenere la posizione. Ormai Jenson Button è andato via, però terza posizione ragazzi, mamma mia, dopo aver recuperato notevoli posizioni. Partivamo dal 18esimo posto, ormai Barrichello l'abbiamo lasciato lì direttamente all'interno delle ultime file. Ecco, andiamo molto avanti. Vi dicevo, mi sono ritrovato all'interno della 18esima posizione perché non sono riuscito a studiare un assetto.
praticamente nel momento in cui si è così sfortunati da capitare sia all'interno delle prove libere sia all'interno delle qualifiche un assetto da bagnato che non si sa neanche come crearlo, perché sul bagnato è sempre una sorta di tiro al bersaglio, è difficilissimo trovare un assetto per poi giocare la gara in asciutto, capite quello che voglio dire? Quindi questo assetto che ho per adesso è una sorta di intuizione che a quanto pare sta riuscendo. Attiviamo la miscela 1 elevata perché a quanto pare Felipe Massa ci potrà superare. Avanti, mettiamo un po' Ora di devi turbo. effettuare il pit stop. Ok, cerchiamo di effettuare questo dannato pit stop, benissimo, all'interno delle ultime due chicane che ritroviamo qua davanti cerchiamo di ottenere la massima prestazione perché la nostra vettura gode del sovrasterzo e quindi può essere fondamentale. Entriamo, ok, tutto in mano ai nostri meccanici, freniamo, vediamo un po', avremo un po' di gente di dietro, mamma mia, ecco meccanici Red Bull, meccanici McLaren, meccanici Ferrari, ecco qua i nostri cari amici, Montezemolo seduto in panchina, bene, vediamo un po' quello che riusciamo a fare, 3 secondi, 4, fateci uscire, fateci uscire, fateci uscire. 8 secondi, va bene, può andare bene, possiamo recuperare un po' di posizioni ragazzi, però per fare questo dovrò stare un po' in silenzio. Quindi diamo un'occhiata che abbiamo davanti, Lewis Hamilton, la gara ancora aperta, la McLaren davanti a noi. All'uscita della pit lane c'è traffico, fai attenzione. Facciamo attenzione, allora possiamo sfruttare il nostro, come si chiama, la nostra miscela. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare i La nostra miscela elevata visto che abbiamo Lewis Hamilton davanti, vediamo, andiamo. Cerchiamo di ottenere la massima prestazione, soprattutto in queste curve. Le gomme sono molto fredde ragazzi, quindi per farle riscaldare ci vuole un po' di tempo. Andiamo, ha avuto uno scatto maggiore Lewis Hamilton, dannazione, ma sembra che abbiamo ragazzi, non so, il DRS aperto perché la nostra vettura sta perdendo davvero molta aderenza. Andiamo, 22 secondi di ritardo perché ovviamente ancora molti piloti si devono fermare, però non so se avete visto anche all'interno della gara Grosjean ragazzi, all'interno del secondo giro è stato fermato da un incidente che ha effettuato con Maldonado se non sbaglio, ha cambiato la gomma, scusate, ha cambiato l'alettone anteriore e immediatamente è riuscito a recuperare diverse posizioni finché non è arrivata all'8ª posizione, davvero una prestazione magnifica di Grosjean, questo fantastico pilota francese che non conoscevo fino a quest'anno. Bene, 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 attiviamo sempre il nostro KERS in modo tale da recuperare tempo in uscita. Eccoci qua. Allora, nona posizione Lewis Hamilton, 10° Alonso, 11° Rosberg che ovviamente avrà effettuato anche egli un pit stop. Oh mio Dio, andiamo, miscela normale, benissimo ragazzi, attenzione a Nico Rosberg che ce l'abbiamo nettamente attaccato all'alettone posteriore, benissimo. Allora, vediamo dov'è Lewis Hamilton, probabilmente si saranno fermati numerosi piloti, diamo un'occhiata alla pit lane, ok, ecco che stanno uscendo, eccoli là ragazzi, vedete un po' ed ecco che lo scontro continua ad aprirsi, chi è uscito qui, mamma mia Maldonado, abbiamo recuperato qualcosa, mamma mia, meno male che abbiamo frenato in tempo. Grande manovra. Bella manovra ci hanno detto, wow, Perez 8ª posizione, cerchiamo di superare Perez, mamma mia che l'incidente che ha avuto Perez ragazzi all'interno della gara, peccato perché mi stava piacendo come andava, però peccato è uscito fuori pista, mi spiace amico mio, ed ecco che all'interno Alonso riesce a superarlo, davanti a noi una Sauber, ragazzi, una Force India, scusate, vediamo di chi è questa Force India, oh mio Dio, per guardare il carburante stava uscendo fuori pista, diamo un'occhiata di chi è questa Force India, intanto abbiamo recuperato tantissimo, allora, Di Resta, Paul Di Resta, andiamo, forza Di Resta, facci recuperare un po' di tempo, intanto Felipe Massa ancora davanti a noi, abbiamo numerose posizioni da guadagnare, gara molto attiva ragazzi, dannazione, usciamo con il KERS attivo a manetta, 7° giro, abbiamo ancora un po' di giri da fare, possiamo farcela, Paul Di Resta è il nostro, vediamo se il nostro motore Ferrari 8 cilindri, 5000 di cilindrata riuscirà a passarlo, in frenata soprattutto, ed ecco che continua la Ferrari di Alonso a scalzare non so come un cavallo infuriato ragazzi, ed eccoci il rettilineo, secondo rettilineo, vediamo un po' dietro, prende la scia dietro all'alettone di Paul Di Resta, ed ecco che esce, forse il motore Ferrari cercherà di farcela, quanto pare in frenata non ci siamo riusciti all'esterno, va sullo sporco Alonso, ma è riuscito a superare Paul Di Resta nonostante tutte queste insidie e peripezie. Ecco, nonostante tutto ritroviamo al 6° posto Petrov che lo dobbiamo riprendere, diamo un'occhiata al carburante più un giro, bene, continuiamo così, Vettel, Petrov, Alonso, Di Resta, mamma mia, 22 secondi in meno. Abbiamo recuperato anche un'altra posizione perché vi ricordo che è entrato all'interno della pit lane un altro pilota, benissimo, freni e pneumatici sono in temperatura a tutta manetta ragazzi, eccoci qui davanti queste fantastiche curve iniziali dove l'accelerazione è ovviamente necessaria e fondamentale, ci stiamo avvicinando a Petrov, no, sullo sporco no,
Bene, qualche errore ci vuole anche, ragazzi. Attiviamo un po' di KERS in modo tale da riprenderlo benissimo, soprattutto in queste curve dove è necessaria l'accelerazione. Ecco che miglioriamo nuovamente il nostro giro. Spero che all'interno del prossimo Formula 1, ragazzi, ci sia anche un confronto dettagliato con il giocatore che ritroviamo davanti a tempo, come fanno vedere direttamente in televisione, che è davvero fantastico per vedere se siamo più veloci o meno. Eccoci che siamo usciti un po' larghi dalla curva ed ecco che non riusciamo a prendere il nostro pilota che ritroviamo davanti, ma a quanto pare probabilmente con l'utilizzo del DRS ci riusciremo. Felipe Massa, che è 2 posizioni davanti a noi, molto bene anche egli in zona punti, ci riuscirà a far portare l'autovettura, anzi la scuderia, in condizioni eccellenti a fine gara. Ecco, secondo rettilineo, ragazzi, 8° giro su 11. All'interno del 10° giro utilizzeremo la nostra modalità carburante 1, cerchiamo di risparmiare il tutto e far riscaldare le gomme. Ed ecco, nuova curvona, ragazzi, benissimo, affrontiamola con calma. 300 km/h. Eccoci le chicane dove siamo abbastanza potenti. Ecco la prima, la seconda dove possiamo recuperare un po' di tempo. Vettel 1.30 598, un vero furetto, ragazzi, mamma mia. DRS utilizzabile, ma siamo abbastanza lontani. Di dietro non abbiamo nessuno, quindi non abbiamo problemi. Ci restano solo un paio di giri, quindi se vuoi sorpassare il pilota che ti precede devi darti da fare. Sì, amico ora. mio, non continuare a stressarmi che non ti sto sopportando più. Comunque stiamo andando a tutta manetta, ragazzi. Il Gran Premio di Suzuka è uno dei migliori che stiamo giocando, una grandissima rimonta. E adesso, ed eccoci molto vicini a Petrov, utilizzeremo adesso un po' di DRS, un po' di KERS, scusate, mi confondo sempre, però lo so che avete capito il concetto. Utilizziamo la miscela 1, dobbiamo recuperarlo. Avanti, 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 a tutta manetta. Forza, è abbastanza veloce, ragazzi, abbiamo peggiorato il nostro tempo di qualche centesimo di secondo. Di Resta ti segue a distanza ravvicinata. Molto vicino, non mi potresti dire quanto precisamente, ma a quanto pare non hai neanche la voglia di dirmelo, brutto stronzone. Però eccoci che siamo ancora molto vicini. Ultima curva prima del rettilineo finale. Diamo un'occhiata al carburante, anzi lasciamolo sempre così, 2 giri da affrontare. Il nostro serbatoio ce la potrà fare, è abbastanza pieno da reggere ancora numerosi giri del motore. Avanti, ed ecco un'altra curvona importante per recuperare questo stronzone di Petrov che è alla 5ª posizione. Ragazzi, è molto dura, mamma mia, però primi attimi della gara molto ma molto intriganti. Ecco qua, miscela più veloce, mamma mia, andiamo a tutta forza. Spero che vi stia piacendo la saga di Walking Dead, ragazzi. Oggi caricheremo anche un altro video che uscirà successivamente a questo di Formula 1. Spero che vi sia piaciuto, a me sta piacendo tantissimo quel gioco, perché non so, ma mi ricorda i vecchi punta e click che giocavo all'interno dei primi anni 2000. Non so, però è fantastico, mi sta piacendo molto, perché il bello è che non sai cosa può accadere da un momento all'altro. Può anche spucarti uno zombie e mangiarti la faccia. Però Mancano gli ultimi 2 giri, quindi se vuoi superare il pilota davanti a te devi dare dopo il tutto per tutto, tutto. amico mio, però non posso stare zitto e continuare ad andare avanti, devo anche un po' concentrarmi. Per recuperare terreno sulla vettura che ti precede dobbiamo girare su tempi inferiori a 1.33, mamma mia, ragazzi, e come stiamo girando? 1.32, quindi stiamo recuperando un po'. La cosa più importante all'interno di ogni gara di Formula 1 è essere sicuri che il personaggio che abbiamo davanti lo vediamo ancora, perché nel momento in cui non lo vediamo più è molto più pericoloso il fatto. Stiamo girando a tempi ottimi, però non riusciamo a riprenderlo, maledizione. Mi devo concentrare molto. Attiviamo un po' di KERS. Bene, 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 bene. Ma chissà che macchina ha questo Petrov, neanche me la ricordo. Ah, la Lotus Petrov, che quest'anno è insieme a Raikkonen. Ma mamma mia, ragazzi, la gara che ha fatto Raikkonen, anche lui un pilota davvero straordinario, è riuscito a effettuare davvero numerose acrobazie, chiamiamole così, all'interno della gara. Comunque Michael Schumacher mi ha deluso molto, perché in partita in 3ª posizione non è riuscito a tenere il passo. 8ª posizione, mi aspettavo qualcosa di più per l'ex ferrarista. Comunque ci possiamo considerare soddisfatti. Massa 4ª posizione, è abbastanza bene. Comunque ci stiamo avvicinando di molto, abbiamo migliorato il nostro tempo in tutti i settori, tranne nel primo. Ok, manca ancora poco, 1.500, 1.150, ragazzi, ricordatevi questo numero perché io non posso ricordarmelo. Andiamo, ecco, siamo molto vicini, si vede che siamo molto vicini. Ultimo giro, ragazzi, concentrati. Ultimo giro, concentrati, ragazzi. Carburante che sta finendo, ma me ne infischio. Siamo all'ultimo giro, cerca di superare chi ti precede per conquistare dei Punti ridati, benissimo, però io carburante non me ne importa niente, lo voglio superare a questo stronzone, anche se rimaniamo a secco, ragazzi. Rimaniamo a secco insieme, rimaniamo dietro a Petrov. Forza. Forza. Scusate se non parlo, ragazzi, ma sono concentrato, devo riprendere la scia di Petrov. Ci sta rallentando, devi tentare il sorpasso. Velocità, ragazzi.
velocità, vicinissimi, mamma mia ragazzi, vicinissimi a Petrov, in uscita Alonso riesce a recuperarlo all'interno, mamma mia, della giocatona, mettiamoci su carburante normale, cerchiamo di mantenere la posizione ragazzi, mamma mia, grandissimo sorpasso alla fine di Alonso, mamma mia ragazzi, quello che siamo riusciti a combinare, cerchiamo di non uscire fuori pista, wow, un altro sorpasso, abbiamo recuperato 1 secondo e 150 in meno di un giro, grandiosa gara di Fernando Alonso ragazzi, attenzione all'ultimo giro, mamma mia, attiviamo la miscela 1 elevata, ho paura che questo stronzone ci supera, oddio, guardate dov'è, incollato direttamente al nostro alettone posteriore, attiviamo, forza tutta manetta, il KERS, ecco le ultime 2 chicane, Gran Premio di Suzuka, anche questo giocato in modalità difficile ragazzi, esperta, la più difficile che ci sia, è grandioso, quinto posto dalla 18ª posizione, siamo riusciti a recuperare numerosi punti per la nostra scuderia, grandissimo posto per il nostro Fernando Alonso, diamo un'occhiatina al tempo, 1:32.462, ce la siamo cavata onestamente molto bene, 13 posizioni guadagnate. Risultato positivo, con questo quinto posto abbiamo 10 punti per la nostra 10 punti. scuderia, Vettel, Button, Massa, Hamilton, Alonso, Petrov superato all'ultimo giro all'interno del terzo settore, Paul di resta, Perez e così continuiamo ragazzi per la classifica. Andiamo all'interno della classifica costruttori, anzi della classifica piloti, quinto posto 46 punti, Vettel a 49 punti, ancora la partita è tutta aperta, diamo un'occhiata alla classifica costruttori, seconda posizione ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto, adesso continueremo verso la festa del podio. Ciao a tutti ragazzi!